L'impegno è quello di raggiungere un risparmio che nel 2029 ammonterà a 1 miliardo e 740 milioni di euro, ma il dettaglio delle sforbiciate nelle varie voci di spesa individuate dal patto tra Stato e Regione siciliana per il rientro dal disavanzo accertato dalla Corte dei Conti nel 2018 è un dossier che deve ancora essere aperto. Uno dei settori su cui si abbatterà la scure è quello degli affitti pagati dall'amministrazione. Quando ad esempio il centro direzionale della regione di Via Amalfa a Palermo sarà realtà, si registrerà a regime un abbattimento degli affitti di circa 20 milioni di euro. I dettagli sui risparmi di spesa però si vedranno in corso d'opera. Al momento nell'accordo figurano soltanto le percentuali minime di riduzione da raggiungere ogni anno. Di certo c'è che le 3 macroaree, che racchiudono al loro interno 13 voci in cui intervenire, vedranno già a partire da quest'anno una sforbiciata da 40 milioni di euro e di 80 nel 2022, per crescere così gradualmente. Un altro capitolo riguarda i tagli alle spese per il personale e la riduzione dei salari accessori, che hanno già provocato dei malumori da parte di qualche sigla sindacale. Intanto l'assessore regionale all'economia Gaetano Armao non nasconde la sua soddisfazione. Che in un anno dal decreto legislativo 158 ad oggi abbiamo definito molti accordi con lo Stato, accordi che hanno dato agibilità finanziaria alla Regione. Attenzione, non sono né regali né prebende, si tratta soltanto di riconoscimento dei diritti di un'autonomia speciale qual è la Sicilia. Col decreto 158 del 2019, le ultime norme di attuazione del dicembre scorso, si è chiuso un accordo che ha intanto recepito correttamente il decreto 118, che è la nuova contabilità che finalmente si applica correttamente in Sicilia. Si è introdotto l'istituto dei revisori che stiamo normando con la legge di prima con la legge stabilità e poi adesso con l'esercizio provvisorio, e si era dato tempo per un accordo complessivo che disciplinasse questa spalmatura decennale di questo disavanzo. Il disavanzo per regola del 118 deve essere ripianato in 3 anni. Ripianare in 3 anni 1 miliardo 740 milioni avrebbe portato al default della Regione. Quindi partiamo dalla inconciliabilità, insostenibilità del ripianamento del disavanzo. Per far questo si sono tenuti una serie importante di incontri, confronti, in alcuni casi serrati, duri, ma si è conseguito un importante risultato. Il primo risultato dopo lo scoppio della pandemia è stato il riconoscimento alla Regione siciliana di 740 milioni di minori entrate, integralmente coperte dallo Stato. Il secondo, dopo una battaglia perché avevamo subito una discriminazione tra regioni speciali e regioni ordinarie per 13 milioni di euro per il differimento delle rate di mutuo che le altre regioni avevano ottenuto e noi no, e l'abbiamo parimenti ottenuta. Abbiamo poi, oggi saremmo arrivati con una regione alla paralisi, abbiamo ottenuto anche la possibilità di liberare 400 milioni di euro entro il 31 dicembre scorso di liquidità. Tutti traguardi che il governo Musumeci ha ottenuto per il confronto istituzionale leale, continuo con il governo nazionale, senza sconti reciproci ma nel rispetto reciproco. Tant'è che il Presidente ne ha parlato con lo stesso Presidente Conte, il Presidente Conte proprio si è complimentato per il livello istituzionale corretto, senza sbavature, senza infingimenti, senza necessità di buttarla in caciara, ma sempre in un rapporto altamente istituzionale. Adesso arriviamo a questa intesa, e ovviamente non colgono nel segno tutte le critiche che dicono che noi saremmo stati in ritardo. Non c'è stato nessun ritardo, perché tutti i passaggi sono stati concordati in commissione paritetica, quindi solo qualche interlocutore distratto può dire che la Regione, o volutamente omissivo, può dire che la Regione ha ritardato. Andiamo nel concreto sul disavanzo. Il disavanzo nella gran parte dei casi, oltre che le allegre gestioni poc'anzi richiamate, è una manifestazione di disordine, di incapacità di tenere bene i conti, e credo che nella gran parte dei casi sono queste le caratteristiche di questo enorme disavanzo accertato dalla Corte dei Conti. Adesso, a seguito di questo accordo, abbiamo la possibilità non solo di spalmarlo in 10 anni, quindi di attenuarne l'impatto finanziario nel bilancio,
ma anche di avere una esenzione per quest'anno da questo obbligo, il che evidentemente, se non devi coprire 400 milioni di disavanzo, vuol dire che li puoi liberare. Quindi si liberano nel bilancio 2021 ben 421 milioni di euro e abbiamo ancora oltre 250 milioni di euro di minori entrate disponibili come risorse messe dallo Stato. Quindi possiamo affrontare il bilancio 2021 in piena serenità.